Εκ μέρους της Ομάδας Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας για 1 λεπτό, ο κύριος Κοράου. Sì, grazie Presidente. Noi, nonostante condividiamo molti passaggi di questa risoluzione, abbiamo deciso di non firmarla, perché è vero che molti passaggi sono giusti, ma è anche vero che secondo noi doveva concentrarsi maggiormente sul caso di Francisca Ramirez e sulla costruzione del canale interoceanico da parte dei cinesi. Invece le questioni principali sono finite per essere marginalizzate, per concentrarsi su una questione politica. Ancora una volta ci troviamo di fronte all'ennesima violenza contro difensori dei diritti umani e comunità indigene in America centrale, e la paura che abbiamo è che si possa ripetere un caso come quello di Berta Cáceres in Honduras, e dovremmo evitare e scongiurare che si ripetino casi del genere. C'è di mezzo il progetto di costruzione di questo canale interoceanico, gli interessi economici di quei pochi che da questo canale appunto guadagneranno un grosso profitto. Dovremmo imparare da errori che abbiamo commesso nel passato per cercare di essere più fermi, più decisi e più diretti quando facciamo queste risoluzioni, andare al sodo e non utilizzarle per critiche politiche, spesso anche strumentali. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye, όπου έχω δεχθεί 2 αιτήματα. Υποθέτω ότι υπολογίζεται από ποιους ίσως. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο για 1 λεπτό.